Sono allibito, dice il professore di Cesena, sospeso per 2 mesi, ha proposto agli studenti un questionario sull'ora di religione. E ora andiamo a Cesena perché il professore di matematica, sapete, è una notizia di pochi giorni fa, è stato sospeso perché colpevole, è stato sospeso per 2 mesi, colpevole di aver diffuso un sondaggio tra gli studenti per chiedere ora di religione sì, ora di religione no, e tanti studenti sono dalla sua parte. Francesca Lagoria. Professore, si aspettava tutto questo clamore? Assolutamente no. Questo provvedimento disciplinare è veramente inaudito per la sua gravità. Pensi che per me l'ufficio scolastico regionale ha chiesto 6 mesi di sospensione. 6 mesi di sospensione normalmente vengono dati a un docente che violenta un'alunna, però il danno ai ragazzi che è grossissimo, perché io sono stato tolto dalle mie classi, tra cui una quinta, a 15 giorni dalla fine dell'anno scolastico. Forse a qualcuno, come agli insegnanti che si sono rivolti all'ufficio scolastico regionale, non sono piaciuti i risultati del sondaggio. Solo l'11% dei ragazzi ha scelto l'ora di religione, 2 studenti su 3 nell'ora alternativa preferirebbero studiare i diritti umani. La laicità non esiste. Nelle scuole abitualmente si interrompono le lezioni per mandare gli alunni a messa, che è una cosa del tutto illegale, condannata da numerose sentenze, ma si continua a farlo. È ancora incredulo il professor Alberto Marani per un provvedimento tanto duro, 2 mesi di sospensione a metà stipendio, un provvedimento grave e ingiustificato, dicono i sindacati di base durante il sit-in organizzato di fronte al liceo scientifico di Cesena. Riteniamo inaudito che si possa perseguire qualcuno, e questo è quanto è scritto negli addebiti che gli vengono fatti, per dei reati d'opinione, come l'aver distribuito un questionario sull'ora alternativa